di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati come sempre in diretta. Saremo insieme fino alle 13:30 con le notizie, poi uno spazio dedicato a voi, alla vostra salute, con la possibilità di intervenire da casa. Parleremo di anestesia con il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Oderzo, quindi restiamo nella Marca trevigiana. Tante notizie di cronaca in questa edizione del nostro telegiornale da Padova a Vicenza con l'operazione della Guardia di Finanza, ma partiamo proprio con la Marca trevigiana. Siamo a Breda di Piave, per noi c'è Christian Arboit con una notizia legata ai furti, tentati furti che ci sono stati in questi giorni. In particolare, Christian, cosa è accaduto la scorsa notte? Buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i telespettatori, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Un furto con aggressione in casa ieri sera alle 18, quindi a metà pomeriggio sostanzialmente, nel tardo pomeriggio. Come sapete è un'ora davvero maledetta, la cronaca ce lo dice praticamente ogni giorno. Cos'è successo a Pero? Siamo a Pero di Breda di Piave, in via Marche per la precisione. Qui siamo in centro, ma è una via collaterale che si trova a poche centinaia di metri. Bene, i ladri sono piombati in casa, 2 ladri più un piantone, e questi 2 ladri sono stati sorpresi dal proprietario di casa, il signor Mirko. Se li è trovati davanti, faccia a faccia, nel soggiorno di casa. Con Alberto Pivetta poco fa abbiamo raggiunto l'abitazione. C'era davvero poca voglia di parlare perché sono ancora sotto shock. È una coppia di giovani, Simona e Mirko. Simona però ha deciso con un po' di insistenza di rilasciarci alcune dichiarazioni, di raccontarci com'è andata. Nel pomeriggio, tra l'altro, nelle prossime ore, Mirko andrà anche in pronto soccorso perché ha riportato delle ferite nella colluttazione con questi ladri. Però se sei d'accordo, Anna, ti farei sentire proprio l'intervista alla signora Simona e poi ritorniamo perché ti do degli aggiornamenti. Ieri sera alle 6 siamo arrivati a casa dal lavoro, il mio ragazzo era già dentro e praticamente era in garage, è andato in bagno, sentiva dei rumori e praticamente quando è entrato in salotto si è visto 2 persone che l'hanno aggredito, ha cercato di difendersi ma l'hanno buttato per terra. Hanno cominciato a tirargli un po' di calci, lui si è difeso, insomma li ha mandati fuori c'era una terza persona che faceva il palo e poi sono scappati in mezzo ai campi. Tutto qua. E quindi abbiamo chiamato i carabinieri che sono venuti qui subito e hanno tirato giù la segnalazione, ma purtroppo sì, non hanno potuto far molto. Quindi se li hai trovati faccia a faccia, ma lo hanno colpito come? Gli hanno tirato un po' di pugni di calci, ma erano tutti incappucciati, dalla parlata sembravano stranieri, non hanno detto molto. Però sì, non è riuscito a riconoscere ovviamente. Che tipo di accento? Sembravano africani, sì, comunque con la pelle scura, lui ha visto un po' di pelle, sembrava pelle scura. Nonostante fossero travisati, fossero coperti a visto, insomma non erano travisati del tutto. Esatto. E avevano questo accento, diciamo così. No. E niente, dopo sono scappati per i campi e... In che direzione? Lì dietro. Direzione campi. Qui purtroppo noi siamo anche aperti, qui non abbiamo recinzione, quindi sono scappati. Qui dietro ci sono tanti campi, quindi... E adesso come sta il suo compagno? Scosso, adesso comunque è pieno di botte e sì, poteva andare peggio per carità, però... Ma è già stato al pronto soccorso? Forse più tardi, adesso vediamo come sta più tardi. Botte dove? In faccia? Dove? No, sulle costole, sulla gamba e basta. Ma lui ha tentato di difendersi o è stato... Ha tentato di difendersi, gli ha tirato qualche pugno, però poi loro comunque dopo sono scappati fuori, sono andati via. Quindi è stato un corpo a corpo fondamentalmente. Esatto. Sì, tanta paura sicuramente perché non siamo tranquilli, infatti questa notte l'abbiamo passata in bianco. Insomma, speriamo che non succeda più. Loro erano in 2 e il suo compagno in 1 sostanzialmente. Sì. Io sono arrivata a casa che era appena successo il fatto, erano appena scappati via e niente, abbiamo chiamato i carabinieri e sono arrivati subito.
Cosa le hanno portato via? Cosa vi hanno portato via? Ma no, un braccialetto. Sono andati subito in camera e ci hanno praticamente messo sotto quadro la camera perché cercavano, penso, gioielli, oro, qualcosa. Ma è la prima volta che le capita? No, è già la terza. Da quando siamo qui è la seconda. La prima volta sono entrati di notte e adesso sono entrati appunto alle 6. Ecco, avete sentito la testimonianza di Simona, questo è il nome della donna, insomma attimi davvero concitati in questa abitazione, tanta paura. Tra l'altro abbiamo trovato Simona questa mattina in pigiama perché hanno trascorso la notte insonne, è stata molto gentile, ha risposto alle nostre domande, ma sono davvero sotto shock questi due giovani. Non è la prima volta che si trovano in casa i ladri, la seconda volta in via Marche qui a Breda di Piave, a Pero per la precisione, dove tante persone che stiamo sentendo in questi minuti stanno chiedendo più controlli, più pattuglie sul territorio, soprattutto nell'ora serale. Abbiamo parlato anche con alcuni commercianti, qualcuno a microfono, qualcun altro no. Un signore, lo sentirete stasera, ha subito 2 furti, alla fine ha deciso di prendersi un cane, così si sente più protetto. Un'altra signora ancora ci dice trovo molto spesso il cancello di casa aperto, abito da sola ma ho tanta fede. Certo, la fede in questi casi forse non basta. Ho sentito poco fa anche il sindaco Cristiano Mosole, è sul pezzo, è allertata anche la polizia locale, però non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza pubblica nell'area di via Marche. Stasera sentirete anche Cristian Demma, che è presidente dell'associazione Furti in Corso. Ieri sera la notizia di questo ennesimo furto è stata data anche da Furti in Corso, e Demma che dice la gente ha sempre più paura di denunciare perché poi se li ritrova nuovamente in casa, perché i ladri ritornano poi sempre in azione. Ho fermato questo giovane così e volevo chiederle com'è la situazione, condivide il fatto che servono più pattuglie sul territorio? Per quanto riguarda la mia esperienza non ho mai avuto paura nel vivere in questa zona e non mi sento in pericolo. Quindi lei si sente tranquillo nonostante tutto, diciamo anche nonostante queste notizie che arrivano dai paraggi, dai dintorni? Sì. Quindi lei è tranquillo. C'è anche chi ovviamente è tranquillo, la ringrazio, gentilissimo davvero, perché c'è anche una rete, un controllo di vicinato che funziona qui a Breda di Piave. Un altro signore ci racconta della capacità appunto di fare rete dei cittadini, ma per tutti gli aggiornamenti ovviamente Anna ci sentiremo nelle prossime edizioni. Per il momento da Pero di Breda di Piave è tutto. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit, Alberto Pivetta. Il tema dei furti nelle abitazioni è un tema che torna di attualità anche tra l'altro con il cambio d'allora, ce l'hanno raccontato anche le forze dell'ordine ospitate pochi giorni fa proprio in questa sede. Andiamo a Padova, la notizia della morte di una piccola di appena 5 mesi a causa della meningite, e di meningite stiamo parlando in questi giorni con il caso del 17enne di Belluno, che però andava a scuola a Valdobbiadene nella Marca Trevigiana, contagiato e ricoverato, è ancora in prognosi riservata a Padova, in provincia di Padova se non sbaglio. Siamo sui Colli, c'è per noi Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori, sono qui a Teolo con Federico Cibotto e siamo nell'ufficio del sindaco di Teolo, Valentino Turetta, che ringraziamo. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Grazie sindaco. Sì, come dicevi, la vicenda di Leida che ha scosso veramente la comunità anche qui a Teolo. Allora ripercorriamo un attimo la cronaca, così poi chiediamo gli aggiornamenti al nostro sindaco. Tragedia a Teolo, dove una bimba di 5 mesi è stata stroncata da una meningite batterica. La bimba si era ammalata manifestando i primi sintomi venerdì 27 ottobre,
ma inizialmente sembrava una banale bronchiolite con poche linee di febbre e qualche colpo di tosse. Con l'aumentare della temperatura corporea, però, i genitori hanno deciso di rivolgersi per precauzione al pronto soccorso pediatrico, ma nel frattempo la situazione peggiorava. Da lì il trasferimento in terapia intensiva e l'esito degli esami devastante. La bimba risultava colpita da una grave forma di meningite batterica, con la situazione che poi è precipitata, fino a quando il 2 novembre, 6 giorni dopo, il cuoricino ha smesso di battere. I genitori hanno comunque trovato la forza di donare gli organi per salvare altre giovani vite, in particolare 2 del padovano e 2 del torinese. Intanto a Feltre c'è anche un ragazzo di 17 anni ricoverato in gravi condizioni in ospedale per un altro caso di meningite batterica. A Teolo invece, dove la coppia viveva da alcuni anni, l'intera comunità è rimasta profondamente scossa dalla tragedia. Sì, una comunità profondamente scossa, dicevamo nel servizio, sindaco, è così, insomma, poi parlando di una bimba di 5 mesi, ovviamente anche il nostro cuore è in difficoltà. Sì, è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità e il fatto della piccola che sia morta ci fa veramente star molto male. Siamo vicini alla famiglia, che peraltro è una famiglia che sta qui da qualche anno, che ho conosciuto quando gli abbiamo consegnato una torta di pannolini, che è un'iniziativa che noi comunque facciamo con la nostra amministrazione da un anno. Ecco qui Federico adesso ve la mostra. Che si è insediata appunto a favore dei nuovi nati, e appunto abbiamo consegnato questa torta ai genitori quando sono venuti a registrare la bimba all'ufficio anagrafe, e in quel momento li ho conosciuti e tra l'altro si sono complimentati per l'iniziativa, uno dei pochi genitori che si è complimentato per l'iniziativa, e quindi insomma ecco, siamo veramente molto scossi, perché sono cose che queste non dovrebbero assolutamente succedere. Cercheremo di essere vicini alla famiglia. Oggi pomeriggio ci sono i funerali qui al capoluogo, qui a Bresseo, e alle 15:30 saremo vicini ai genitori e anche alla sorellina di 5 anni, che peraltro frequenta un asilo qui vicino, e ecco, tutto qui insomma. Sul fronte sanitario ci sono novità? Io non ho ricevuto comunicazioni ufficiali dall'USL, ma ho avuto queste informazioni della mancanza appunto della bimba da cittadini, e quindi siamo qui in attesa. So che comunque sono stati donati gli organi della bimba, quindi mi fa anche pensare che sul fronte sanitario non ci sia assolutamente nessun tipo di problema, però comunque siamo attenti e aspetto eventuali comunicazioni da parte degli enti preposti superiori per mettere in atto tutte le misure che servono. Cosa dice la comunità? Insomma, i suoi cittadini sono veramente, penso, scossi. È una tragedia che colpisce una famiglia giovane, cose che peraltro in teoria non dovrebbero nel 2023 nemmeno succedere, e invece succedono, e questo ci deve far capire che dobbiamo sempre mantenere l'attenzione alta, e come amministrazione comunali, ma come amministrazioni comunali tutti dobbiamo cercare di essere vicini alle famiglie, perché veramente a volte si trovano un po' in difficoltà in casi particolari. Vedi questo che sembra una semplice, leggevo gli articoli di giornale, sembra una semplice influenza, una semplice tosse, invece dopo purtroppo si è rivelata un'immane tragedia che colpisce una giovane famiglia del territorio. Grazie al sindaco Valentino Turetta. Anna, se non hai domande, io e Federico Cibotto ti restituiamo la linea. Grazie per questo vostro collegamento. Allora noi, proprio per continuare a parlare di occuparci di meningite, vi facciamo vedere il servizio realizzato dalla redazione di Treviso proprio legato al caso del 17enne a cui poco fa ha fatto riferimento Federico Fusetti. Il ragazzo andava a scuola a Valdobbiadene e sono diversi tra studenti e professori che sono stati messi sotto profilassi, ma sentiamo il sindaco Luciano Fregonese. La prognosi è ancora riservata, perché sono necessari alcuni giorni prima di potersi esprimere, quindi grande vicinanza e un grande in bocca al lupo perché possa ritornare in guarigione il prima possibile. C'è un'evoluzione positiva nel quadro clinico del 17enne residente a Quero Vas, attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Feltre, pur rimanendo la prognosi ancora riservata.
Lo studente che frequenta l'istituto DF di Valdobbiadene ha scoperto il 4 novembre di essere affetto da meningite. Subito è scattata la profilassi nella scuola grazie al tempestivo lavoro del team della ASL 2 Marca Trevigiana e dell'ASL 1 di Belluno. Dalle ore circa 17 di sabato partita l'indagine dei contatti stretti avuti dal ragazzo sia nella sua vita privata, quindi nel bellunese a Quero, sia nella parte trevigiana, quindi i contatti scolastici. Sulla base degli elenchi forniti dalla scuola di F ai compagni di classe e professori è stata proposta la profilassi antibiotica. Tutti sono stati visitati, a tutti è stato somministrato l'antibiotico preventivo. Il controllo continuerà anche nei prossimi giorni, come prevede il protocollo in questi casi, per verificare eventuali manifestazioni febbrili o stati di malessere nei 163 soggetti trattati dai dipartimenti di prevenzione dell'ASL 1 e dell'ASL 2. Le persone nella fase di sorveglianza sanitaria sono oltre 50 a Valdobbiadene e oltre 100 in provincia di Belluno. Andiamo avanti, la notizia che vi abbiamo dato ieri nei nostri notiziari, vi riproponiamo le immagini di Stefano Bozzi, il servizio di Tiziana Bolognani. È stato recuperato il corpo di Walter Locatello, era il vigile del fuoco che stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia alla tragedia quando scivolò in un torrente proprio nel primo giorno di maltempo, la sera di giovedì 2 novembre. Vediamo il servizio. Purtroppo è arrivata la notizia, abbiamo finalmente trovato il corpo di Walter e niente, insomma si concludono 4-5 giorni di grande lavoro, un grande stress, un grande impegno e insomma nella maniera peggiore. A stento si trattengono le lacrime perché fino all'ultimo si è sperato. Il corpo di Walter Locatello, vigile del fuoco di 44 anni, originario di Puos dal Pago, è stato localizzato e recuperato nel primo pomeriggio nelle acque del lago di Santa Croce. Lì è stato trascinato dalla forza dell'acqua del canale Riu, dove giovedì sera era scivolato mentre stava controllando gli effetti dell'allagamento nella zona poco distante dal cimitero di Puos. L'abbiamo individuato più o meno verso le 12:30. 12:20, 12:30 abbiamo dato la notizia al comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno e poi di conseguenza abbiamo gestito tutte le operazioni per il recupero e per consegnare la salma a autorità competenti. Grazie ai somozzatori che sono venuti da Venezia, da Vicenza, da Roma. Lo abbiamo individuato a questa distanza grazie a degli strumenti che ci permettono di scandagliare il fondale. Si smobilita dopo quasi 4 giorni di ricerche senza sosta i vigili del fuoco con i loro nuclei specializzati, il soccorso alpino, stanno riponendo mezzi e attrezzature per lasciare il campo base qui sulla spiaggia del lago di Santa Croce, poco distante da qui alla foce del canale che è stato recuperato il corpo di Walter Locatello. La famiglia l'abbiamo incontrata sia in questa circostanza, ma ovviamente durante tutto il periodo siamo stati in contatto con loro, li abbiamo supportati e sono stati supportati anche degli psicologi che sono stati messi a disposizione dalla Regione Veneto. Walter Locatello era sposato con Sibyl Genoria, che lo scorso agosto lo aveva fatto diventare papà di Martino. Alla famiglia si è stretto il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, corpo di cui faceva parte da più di 10 anni. Lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità di Puos dal Pago, il commento dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, e a lui si è unito il presidente della Regione Veneto. Abbiamo sperato fino all'ultimo che questa tragedia non venisse confermata, anche se la situazione da subito è parsa disperata, ha detto Luca Zaia. In cerchio, sulla spiaggia che è diventata il campo base per le ricerche disperate, i vigili del fuoco si sono stretti assieme al comandante del Gallo per una preghiera, mentre già si pensa a ricordare Walter Locatello per onorarne la memoria. Sono tante le idee che abbiamo per ricordare la figura di Walter, in particolare stavamo pensando di legare il suo ricordo alle varie manifestazioni che facciamo con tutti i bambini, perché lui era particolarmente legato ai bambini e quindi sicuramente un'iniziativa che faremo sarà quella, ecco, di
coinvolgere le scolaresche nel suo ricordo. È stata avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Walter, il piccolo Martino. Vi daremo notizia ed evidentemente anche delle coordinate nei nostri notiziari della sera. Andiamo a Palazzo Balbi, c'è il presidente del Veneto Luca Zaia, appena preso parola, è stato convocato un punto stampa. Sentiamo quali sono le tematiche. Ne veniamo fuori con le ossa parzialmente rotte, diciamo che il paziente è assolutamente recuperabile. Voi sapete che abbiamo fondamentalmente avuto grossi danni sulle spiagge e sono danni importanti, perché vi do solo una dimensione: Bibbione, che sono 7 km di spiaggia, ha avuto un'erosione di 40 cm, quindi ci vorranno almeno 4 milioni di euro, anzi di più, perché sono 4 a Bibbione Mare, sono 4 milioni a Bibbione Mare, 1,5 milioni a Bibbione Pineda, per il recupero della spiaggia solo di Bibbione. Poi abbiamo Jesolo, abbiamo Caorle, insomma le spiagge sono state martoriate. Considerate che abbiamo avuto 2022 volontari all'opera, i vigili del fuoco sono intervenuti su 600 interventi, e quindi su strade danneggiate, su 32 frane e vari danni. Allora, qual è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è che dobbiamo provvedere a ripascimenti importanti delle spiagge del Veneto, martoriate, diciamo, a degradare da Bibbione, che è quella più martoriata, 7 km di spiaggia, tutta da prendere per mano, 4 milioni e mezzo, 5, anzi no, che 4 e mezzo, 5 e mezzo, 6 milioni di euro ci vogliono tutti. Considerate che per noi a metro cubo di sabbia posta in loco ci costa 18 euro. Fate 7 km per 40 cm da riportare, poi valutate in una profondità che potrebbero essere anche 100 metri, vengono fuori numeri paurosi. Dall'altro abbiamo la necessità di recuperare tutta quella parte di viabilità che ha avuto problemi, perché abbiamo avuto soprattutto in collina, in montagna, parte di viabilità che se n'è andata, non viabilità principale, se no avremmo dato molto più notizia, ma sicuramente strade comunali, strade silvopastorali, quindi c'è tutto un tema sulla viabilità, e poi tutto il grande tema di quello che sono i movimenti franosi, che non sono pochi. Movimenti franosi che vanno recuperati con modalità che siano compatibili da un lato rispetto ai vincoli che abbiamo, che ci mancherebbe vanno rispettati, dall'altro anche tecnicamente non è che è sufficiente andare lì con un escavatore e rimettere la terra dove è venuta via, ma vanno fatti i drenaggi, vanno fatti eventualmente le terre armate o le palificazioni con i tiranti, insomma è un lavoro poderoso. Abbiamo iniziato una stima dei danni, si calcola mediamente che dovremmo avere circa 100 milioni di euro di danni a cose materiali, non so, vi dico le centinaia di alberi che sono caduti, che hanno fatto danni diversi, piuttosto che su un'auto o su recinzioni o su abitazioni, quindi un centinaio di milioni di euro di danni. E poi abbiamo quantificato una necessaria messa in sicurezza, quantomeno per diaframmature della parte terminale dei fiumi principali, che verosimilmente in via del tutto di sola messa in sicurezza almeno $500 milioni. 500 milioni di euro ci vogliono. Pensate all'esempio del San Michele a Tagliamento, il fiume Tagliamento che esonda, rompe l'argine, i fiumi fondamentalmente rompono gli argini o nelle anse, perché la pressione dell'acqua è molto più importante, o nella parte terminale dove il carico è maggiore, cioè prima della foce. Ha rotto prima della foce e in prossimità di più anse, quindi il tema della diaframmatura dei nostri argini verso le foci quantomeno non è procrastinabile, cioè noi lo dobbiamo fare. Quindi 100 milioni di euro di danni e 500 milioni di euro di opere che dobbiamo fare. Tutti parlano dell'effetto Veneto, del modello Veneto, anche questa mattina una radio nazionale mi ha chiamato, rispetto a questo c'è merito del lavoro di tutti noi, anzi approfitto per ringraziare l'assessore che ha seguito con l'unità di crisi, e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, vedo qui il dottor Artico, il dottor Marchesi che non c'è, che assieme all'assessore a Rimini oggi ha un convegno proprio per parlare di queste cose, di ambiente, tutti i volontari della protezione civile, dall'ingegner Soppelsa in giù, tutti insomma quelli che ci hanno dato una mano, sono tanti. Ecco, per noi è fondamentale dire che abbiamo avuto dimostrazione che le opere di messa in sicurezza funzionano. Allora, due specifiche. La prima,
che noi abbiamo investito molto in là, perché abbiamo iniziato nel 2010, 23 casse d'espansione o bacini di laminazione, chiamateli come volete, ne abbiamo già realizzati 13, gli altri sono in lavorazione e abbiamo l'esempio eclatante di Caldogno che cuba invasa circa 4 milioni di metri cubi d'acqua. Artico mi correggerà quando dico, ma lo faccia sul serio, fallo sul serio. 4 milioni di metri cubi d'acqua, ne abbiamo invasati solo 600.000 metri cubi, ma questo ci ha permesso di mettere in sicurezza, diciamo, non solo Vicenza, ma anche tutto quello che è l'ambito fino al Padovano, perché poi la rete idrica è come diciamo, l'apparato circolatorio del corpo umano, non è che se tappi in arteria tutto il resto va bene, e quindi è una totale osmosi tra i fiumi. Quindi abbiamo visto che il sistema funziona. Considerate che potevamo partire con Viale Diaz a Vicenza, abbiamo Viale Diaz a Vicenza fatto, abbiamo la Colomberetta a Monteforte del Pone realizzato, abbiamo aperto il Musone dei Sassi che ci ha permesso di non mandare sotto Castelfranco sott'acqua, ma di conseguenza anche di non riversare tanta acqua negli altri fiumi. Insomma, direi che la rete di salvaguardia del nostro sistema è fatta da due fattori: i bacini di espansione, che alla fine ne avremo 23 ma non bastano, e due, la diaframmatura degli argini. Noi adesso ripartiremo con gli scanner, faremo le radiografie ai nostri argini, non è che possiamo scavare per vedere cosa c'è sotto, e poi ci metteremo quello che sono come le fognature nei comuni, no? Sono le robe che i cittadini non vedono ma funzionano. Cioè andremo a farci la palificazione, inietteremo di calcestruzzo, resterà tutto sotto l'argine, non si vedrà nulla, ma di fatto si crea un diaframma in modo tale che quando arriva l'acqua che spinge, una forza cinetica paurosa, non ci fa traslare gli argini, non ci sfonda gli argini. Detto questo, perché a me non piace che si esalti troppo, perché poi sapete succede qualcosa, allora voglio dire come stanno le robe. La sicurezza totale non si raggiunge mai. Lo dico per due fattori. Il primo, perché ogni alluvione, ogni evento catastrofale è una storia a sé. Impossibile paragonare, anche a parità di piovosità e di intensità, è impossibile paragonare, poi c'è il territorio, c'è la morfologia, c'è tutta una serie di dinamiche, di variabili. Allora, se il genotipo è uguale, giusto, il fenotipo cambia. Questo lo dico per due fattori, perché il Veneto ha ancora bisogno di opere e noi le crediamo a livello nazionale. Ieri ne ho parlato anche con il ministro Salvini e ho detto: guarda, noi abbiamo ancora necessità di chiuderlo questo piano Marshall. Noi abbiamo già investito 2,5 miliardi di euro in 13 anni. Se pensate in 13 anni, a me fa venire l'orticaria, cioè ci abbiamo messo 13 anni per avere ancora delle opere che si stanno ultimando. Quindi immaginate se oggi qualcuno pensasse a livello nazionale di investire risorse per fare opere, se avesse l'efficienza e i tempi del Veneto, le vedrebbe quantomeno fra 10 anni, 10 anni, 8-9 anni, perché Caldogno è stato concluso 3-4 anni fa, io mi ricordo abbiamo inaugurato 4 anni fa forse, 2016, quindi ci abbiamo messo 6 anni, ecco, Caldogno è stata la più veloce, sono 109 ettari di terreno. Ecco, anche qui i cittadini, diciamo una roba, che quando parliamo di bacini di laminazione, siccome c'è un gran dibattito anche di premi Nobel sconosciuti da Stoccolma, e i bacini di laminazione non è altro che un territorio nel quale si coltivano i terreni come fanno tutti gli altri. Può accadere che ciclicamente, storicamente, non so, se c'è la piena storica di un fiume, pensate, il Piave non ha più la piena dal 1966, quella storica, a parte il fatto che abbiamo avuto quella di Vaia, insomma, che ha toccato il ponte della ferrovia, il ponte di Piave non è proprio roba da poco. Ecco, quindi quanto tempo ci sta quest'acqua? Non è che formiamo i laghi e poi arrivano i pesci, la colonizzazione, le alghe, no, stanno qualche ora. Caldogno quante ore abbiamo tenuta con i 600.000 metri cubi? Dalle 22 all'1. Questo è Caldogno. Quindi anche qui cerchiamo di non vendere queste suggestioni che deturpiamo il territorio, però sono, diciamo, delle casse d'espansione. Avete presente quando la mamma metteva il latte sul gas, ve lo ricordate? Non c'era neanche il salvafiamma, per cui se si usava il gas e continuava a uscire il gas in casa per tamperare le case. Bene, è lo stesso principio del latte che bolle, no? A un certo punto, se non va qualcuno a laminare, la mamma cosa faceva? Soffiava sulla schiuma e il latte continuava il bollore senza tracimare. Ecco, noi facciamo questo lavoro, togliamo la parte in più con le casse di espansione per spiegarlo ai cittadini. Allora, detto tutto questo, le considerazioni che faccio sono queste.
Sicurezza totale non si raggiunge mai, la natura è sempre più forte dell'uomo. Quando l'uomo coccola l'idea di essere immortale, è invincibile davanti alla natura nel momento in cui si fa male. 2. I cittadini non possono vivere nell'alibi. Cioè non è che se non c'è la bandiera rossa, non quella che pensate voi, quella della spiaggia che ti dice che non puoi balneare, non puoi entrare in acqua, tu ci vai anche se vedi le onde alte 5 metri, perché devi usare anche il buonsenso. Quindi non è che possiamo solo rifarci i bollettini sono delle previsioni e il cittadino è parte integrante del lavoro di squadra. C'è una previsione, ma poi uno deve usare il buonsenso. Lo dico perché dal punto di vista sociale ormai è diventato sociologico il problema, tutti invocano il bollettino, tutti invocano le certificazioni, ma c'è ancora chi si taglia il dito col coltello mentre affetta la cipolla, avete capito? Cioè non è che tu puoi certificare alla fine se sei un idiota o ti distrai, ti tagli ancora il dito. E questo lo dico perché a me inquieta il fatto che il cittadino pensi che con le certificazioni non ci siano più problemi. Noi dobbiamo avere il rispetto dell'ambiente e capire che le previsioni sono previsioni, punto. E, ultimo aspetto, ci preoccupa il Piave. Il Piave è ancora un'asta idrografica che per noi è preoccupante, perché la piena storica non torna, e ormai sono anni che non arriva la piena storica, probabilmente c'è stata la convaia, ma l'abbiamo contenuta, ma avevamo per fortuna fatto un sacco di lavori sugli argini, ma le pulizie del decreto del Piave stanno procedendo, però attenzione che quello è un bacino idrografico che è molto osservato speciale, questo ve lo devo dire. Dopo lasceremo ai tecnici decidere quali saranno le opere più strategiche da fare. E per quanto riguarda il nostro compito, noi stiamo andando avanti con le progettazioni, con tutto quello che bisogna fare, però vi dico che se c'è una parte del Veneto che ancora è nel nostro focus, fondamentale, che ancora è una priorità, è quella di questo grande fiume, che è ridotto in alcuni mesi dell'anno a un torrente, a un rigagnolo, però avete visto che in 24-48 ore quanto si è ingrossato il Piave anche il 30 e 31 di ottobre. Eccoci, allora avete sentito diretta di Antenna 3 Nord-Est, il Piave. Torniamo in studio perché abbiamo voluto un po' sentire quali erano i contorni della conferenza stampa convocata dal presidente Luca Zaia. Saluto e ringrazio il sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto Mario Conte, perché volevo proprio raccogliere queste parole dette dal presidente Zaia, in cui insomma si torna a ritenere che in situazioni di questo tipo il Piave sia l'anello debole dal punto di vista del rischio idrogeologico nella regione del Veneto. Immagino che lei concordi, sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie per l'invito. Ovviamente siamo reduci da un periodo particolarmente complicato da un punto di vista dell'emergenza idrogeologica e climatica. Devo dire che approfitto per ringraziare il presidente Zaia, perché grazie agli investimenti fatti dalla regione il nostro territorio è stato messo decisamente in sicurezza. Ovvio che poi ogni esperienza porta con sé delle valutazioni e quindi condivido le preoccupazioni per quanto riguarda il fiume Piave, che evidenzia ancora dei punti che possono diventare dei potenziali problemi, che in questa fase si sono limitati ad un'emergenza, ma un domani potrebbero diventare qualcosa di più grave. Devo dire che poi sono vicino ai sindaci che hanno ben gestito le emergenze nei loro territori e devo dire che anche noi nel nostro piccolo, per esempio, abbiamo realizzato 2 vasi di espansione nel comune di Treviso e quelle zone che storicamente sono finite sotto acqua nei periodi particolarmente colpiti dagli eventi meteorologici oggi sono stati messi in sicurezza. Quindi dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, affidandoci ai tecnici e individuando quelle che sono le aree più delicate e più a rischio. C'è un post interessante su Facebook oggi pubblicato dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Buttaccino, dove proprio fa vedere, magari poi lo recuperiamo, 2 fotografie dei 2 bacini di laminazione, quello di Caldogno è uno di questi, e dove in qualche modo a livello polemico si fa intendere come un bacino di laminazione non vada a distruggere, a rovinare un territorio, ma sia comunque un terreno agricolo che viene fatto allagare, ma per mettere poi in sicurezza altre
altre zone. C'è un confine sottile, glielo chiedo anche come presidente ANCI Veneto, voi state lavorando molto alla rigenerazione dei comuni, delle città, un confine sottile tra la salvaguardia del territorio e la salvaguardia della popolazione che lo abita e quindi anche i progetti di urbanizzazione che sul territorio vengono fatti? Sì, assolutamente, ci vuole equilibrio e secondo me anche grande conoscenza della materia quando si affrontano questi temi. Non bisogna farsi prendere da aspetti emotivi, perché lo ribadisco, quando noi abbiamo realizzato il vaso di espansione che confina con il cimitero di San Lazzaro, apriti cielo, perché abbiamo abbattuto un paio di alberi, poi ripiantumati in quantità tripla, però evidentemente c'è sempre il comitato del no a tutto, quando in realtà siamo riusciti a mettere in sicurezza un intero quadrante di città che storicamente finiva sotto acqua. Ricordo che nella mia prima campagna elettorale, quando ho vinto le elezioni proprio contro l'allora sindaco Manildo, qualche settimana prima delle elezioni la zona della Ghirada è finita completamente sotto acqua. Ecco, oggi grazie a un vaso di espansione realizzato e un collegamento con i canali nuovi realizzati, l'attraversamento del terraglio che porta al vaso di espansione di fianco al cimitero di San Lazzaro, siamo riusciti a risolvere un problema storico di una zona da un punto di vista idrogeologico. Quando parliamo di problemi idrogeologici parliamo anche di danni ingenti alle famiglie, alle abitazioni, alle autovetture, quindi dobbiamo essere consapevoli che ci sono degli interventi necessari per mettere in sicurezza la nostra comunità, ma che si possono fare in equilibrio anche con l'ambiente. Come presidente ANCI come si pone rispetto ad una, come dire, contesa, no, tra diversi primi cittadini? Parlo della casa di espansione Le Grave di Ciano, ci sono quelli per il sì e ci sono quelli per il no e al 6 dicembre si potrebbe andare a sentenza. Sì, anche lì bisogna avere profonda conoscenza del territorio, quindi io sinceramente non riesco ad esprimermi oggi se è giusto farla lì o se non è corretto e c'è un sito più adatto, quindi da questo punto di vista io non posso esprimermi. L'appello che faccio è quello di mettere davanti ad ogni tipo di riflessione il bene della comunità e quindi che sia il caso di Ciano piuttosto che di altre situazioni nel territorio regionale dove ovviamente ogni sindaco, ogni comunità cerca di portare a casa o tutela o vantaggi per il proprio territorio, mettiamo però davanti ad ogni tipo di riflessione il bene comune e quindi io, ripeto, nel caso specifico non voglio e non saprei francamente esprimermi su cosa è meglio fare perché non conosco le caratteristiche idrogeologiche del territorio e quindi lascio la parola ai tecnici che qui in Veneto solitamente hanno sempre dato dei pareri che sono corretti e rispondono perfettamente a quelle che sono le esigenze del territorio. Senta Sindaco, approfitto della sua presenza per fare il punto sui cantieri a Treviso, ce ne sono tanti, diversi che saranno aperti anche con i fondi del PNRR, uno di quelli che come dire, ad occhio nudo si vede di più e che sta avendo anche magari delle ripercussioni sulla viabilità dei cittadini è quello della stazione di Treviso. Com'è la situazione? Ma diciamo che la situazione, ci sono stati dei giorni evidentemente di confusione, soprattutto quando ci siamo spostati dall'interno all'esterno della stazione, coinvolgendo anche il PUT, che è una delle arterie più trafficate. Però devo dire che grazie al grande lavoro dell'assessore Zampese, del nostro ufficio mobilità della polizia locale, siamo riusciti nel giro di un paio di giorni a ripristinare una situazione normale, compatibilmente con la presenza di un cantiere. Però dico anche che ci vuole un po' di pazienza, nel senso che vogliamo una stazione nuova, completamente rigenerata, con una nuova viabilità, con i nuovi sottopassi più luminosi, più larghi, più sicuri, una stazione più accogliente? Sì, lo vogliamo. È un investimento da quasi 11 milioni di euro. Ogni investimento porta con sé dei disagi, perché sarebbe bello avere dei cantieri che non portano disagi, però io francamente non ho ancora trovato questo tipo di soluzione. Quindi ognuno di noi deve fare la propria parte. Noi come amministrazione
stiamo cercando di limitare l'impatto di questo cantiere. RFI è stata richiamata alle proprie responsabilità perché soprattutto nella fase iniziale sono un po' mancati alcuni accorgimenti, poi rientrati immediatamente, e l'appello che faccio ai cittadini è: sapete che lì c'è un cantiere, se potete evitare quella strada evitatela, se non potete evitarla sapete che un po' di pazienza dovete anche portarla. Il bene comune ci dice che oggi siamo chiamati a fare dei sacrifici da un punto di vista dei disagi per avere una nuova stazione più ampia, più accogliente, con una bike station, con i sottopassi più sicuri, più luminosi e videosorvegliati, e soprattutto con una bella area verde esterna davanti alla stazione rispetto a quella che eravamo abituati a vedere al passato. Vogliamo tutto questo? La risposta è sì, quindi dobbiamo anche sopportare qualche piccolo disagio. Sindaco, le faccio vedere il sondaggio di Ring di questa sera. So che lei si è già espresso su questo tema. La legge sul fine vita che in qualche modo ha spaccato anche il suo partito con una proposta di legge presentata da Finco Valdegamberi, e Ferdinando Avarino chiede ai telespettatori di rispondere a questo quesito: legge sul fine vita, chi deve decidere? La Regione, il Parlamento? La pongo anche a lei perché forse è un po' questo il tema oggi, no? Anche i suoi colleghi di partito, mi viene in mente Roberto Marcato, hanno detto forse non è il Consiglio la sede in cui prendere decisioni di questo tipo. Cosa ne pensa? Ma è come quando in Consiglio Comunale vengono presentate delle mozioni di indirizzo che hanno solo una valenza politica ma nessuna efficacia da un punto di vista pratico. Allora credo che l'obiettivo della politica sia quello di semplificare, di rendere chiari i concetti a tutta la comunità, soprattutto quando si parla di aspetti che sono molto legati a una decisione che deve essere assolutamente in coscienza. Quindi io credo che se qualcuno deve legiferare, questo deve essere il Parlamento e non la Regione, anche perché non possiamo procedere a macchia di leopardo a livello nazionale, e soprattutto lasciare libertà di coscienza a quelle che sono le scelte dei nostri cittadini, che devono sentirsi liberi di poter decidere come e in che modo vivere la propria vita. Quindi io l'appello che faccio è quello di evitare le contrapposizioni politiche, avere il massimo rispetto di quelle che sono le idee che possono essere anche contrarie e opposte della nostra comunità, ma soprattutto chiedere all'organo superiore che è il Parlamento che ci sia una legge che definisce e chiarisce una volta per tutte a livello nazionale e per tutti quello che è il comportamento giusto da adottare. Grazie Mario Conte. Un ultimo passaggio, approfittiamo della sua presenza sul caso Pasinato. Ha visto le dichiarazioni oggi del suo ex assessore Nizzetto, cosa risponde? È un caso montato? Sono talmente tanto d'accordo con quanto ha detto l'ex assessore Nizzetto, che è sempre stata abituata a risparmiare. Sono talmente tanto d'accordo che anch'io sono abituato talmente tanto a risparmiare, ma il passaggio che manca all'assessore Nizzetto, l'ex assessore Nizzetto, per poter giudicare è la conoscenza dello stato di fatto. Io rispetto al primo mandato ho 2 segreterie in meno, cioè ce ne sono 2 in meno. A fronte di questa mancanza abbiamo deciso di assumerne una a tempo determinato fino a fine mandato. Quindi c'è ancora un risparmio di una segreteria. Quindi chiedo scusa, ma mi sembra davvero una polemica sterile, strumentale, inutile, che non interessa i cittadini e soprattutto che non corrisponde alla verità. Rispetto al primo mandato ci sono 2 segreterie in meno. A fronte di questa mancanza abbiamo deciso di integrare con una persona a tempo determinato, cosa che è consentita dalla normativa, abbiamo deciso che a fronte di 2 perdite di inserirne una. Quindi manca ancora all'appello una segreteria che non andremo ad assumere e quindi ci consente di risparmiare. Quindi la polemica che ha fatto l'assessore Nizzetto è una polemica strumentale, inutile e che non corrisponde alla realtà. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Grazie Sindaco Mario Conte, buona giornata, buon lavoro per i suoi impegni. Aggiungo sì, che invece di fare l'articolo sul giornale bastava una telefonata per capire, però evidentemente lo scopo era un altro. Grazie Mario Conte, buon lavoro. Grazie anche a voi.
Arrivederci. Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto. Pochi secondi di pubblicità, tra pochissimo con le redazioni sul territorio e tanti servizi. A tra poco. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Stavo controllando gli ultimi aggiornamenti. La conferenza stampa del presidente Luca Zaia è ancora in corso. Ricordo il punto sul maltempo da Palazzo Balbi. Continuiamo con la cronaca di questa giornata. Tra pochissimo invece parleremo della settimana della scienza con l'assessore di Padova, Andrea Colasio. Tante le iniziative, oltre anche al storico premio Galileo per questa settimana. Ma andiamo a Vicenza con un'operazione della Guardia di Finanza, un matrimonio e lavoratori in nero che sono stati scoperti, comminata a una maximulta. Gambellara, 7 lavoratori in nero e 1 irregolare impiegati da una impresa di catering sono stati individuati dalla Guardia di Finanza di Arzignano al lavoro durante una festa di matrimonio organizzata in una villa storica. Contro l'impresa, con sede in Val Liona di ristorazione con somministrazione, è scattata perciò una maxi sanzione di oltre 75.000 euro e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ne ha sospeso l'attività. Agli uomini delle Fiamme Gialle i lavoratori avevano inizialmente dichiarato durante il controllo di essere dipendenti di un'altra società con sede a Vicenza, successivamente risultata completamente estranea alla vicenda. A istruire in questo modo i colleghi uno dei camerieri che si era qualificato come responsabile del personale di sala senza averne titolo. Successivamente le indagini dei finanzieri hanno appurato che ad essere regolarmente assunti erano solo i 3 dipendenti impiegati come personale di cucina, mentre ad essere completamente privi di contratto erano tutti i camerieri. L'immobile storico invece è risultato essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie. Allora, come promesso, siamo in collegamento, ce l'abbiamo fatta con l'assessore alla cultura Andrea Colasio. Assessore, buongiorno, grazie per essersi collegato con noi da Padova. Buongiorno. Allora, la settimana della scienza in partenza, una settimana ricca, una settimana storica per la città di Galileo Galilei. Che cosa succederà? Io direi, vediamo l'antefatto, perché è collegata al premio Galileo. Siamo alla 17ª edizione, evidentemente il premio Galileo in questi ultimi anni si è venuto a caratterizzare come forse il più importante premio librario legato alla divulgazione scientifica. Prova ne sia il gran numero, sono oltre 100 le case editrici, sono diverse centinaia i libri che vengono fatti pervenire alla giuria. Ricordo che il presidente della giuria è un autorevole studioso, il professor Telmo Pievani, del nostro Ateneo. L'anno scorso, con gli 800 anni dell'Università di Padova, presidentessa era ovviamente la rettrice Mappelli. Diciamo che il premio è servito in questi anni a far crescere l'attenzione di autori, editori, anche della stampa giornalistica. Si è sviluppato una forte componente di giornalismo scientifico legata ad un tema che nella tradizione italiana era considerato di serie B, la divulgazione scientifica. Ecco, quindi noi lavoriamo sulla divulgazione scientifica e il nostro target sono i ragazzi. Tanto è vero che voi sapete che la giuria in ultima istanza che decreta il vincitore è formata da una ventina di delle scuole superiori che votano, dopo aver letto i 5 finalisti, il libro che ritengono il più affascinante, il più emozionante, il più intrigante da un punto di vista della narrazione e dei contenuti. Cosa succede? Succede che abbiamo 2 settimane dove il ciclo si chiude appunto con il premio Galileo e la premiazione in aula magna del vincitore, ma abbiamo decine e decine di eventi che vengono realizzati in strettissima collaborazione tra il Comune di Padova e l'Università di Padova e i numerosissimi dipartimenti del nostro Ateneo. I temi affrontati ovviamente sono i più disparati, si va dalla ricerca e innovazione alle grandi questioni, quali per esempio i processi migratori, il problema dei cambiamenti climatici. Ecco, diciamo che vengono focalizzate le grandi questioni attuali, ma viene fatto con un approccio ovviamente.
Attenzione, abbiamo perso per un attimo il collegamento. Assessore, ci sente? Immagino che sia in una stanza. Sì, Eccola là. Stavamo parlando di temi, Assessore. Eccoci, stavamo parlando di temi. Grandi questioni, penso al nodo, alla questione climatica, diciamo che i grandi temi, l'intelligenza artificiale, il rapporto tra l'umano e l'ecosistema, insomma i grandi temi che Niente, abbiamo dei problemi di collegamento, presumo che l'assessore si sia collegato nelle stanze del comune, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Si parlava dei grandi temi del premio Galileo, ma anche i temi che evidentemente sono i temi della divulgazione scientifica di oggi, il cambiamento climatico dopo diciamo la rivoluzione di Greta Thunberg e poi l'intelligenza artificiale. Ne parleremo tra pochissimo con l'assessore Colasio. Nel frattempo allora chiedo alla regia di farvi vedere un altro servizio, perché prima, parlando di cronaca, abbiamo dato la notizia dell'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza. Ce n'è un'altra di operazione della Guardia di Finanza, questa volta ci sono diversi arresti e si tratta di un sodalizio tra diverse persone che importavano da paesi dell'estero delle bevande, soprattutto alcoliche, riuscendo a non pagare l'IVA. Guardate il meccanismo, come funzionava. Anziché importare direttamente da una serie di fornitori comunitari le bevande, hanno interposto, realizzando il classico modello della frode IVA carosello, dei soggetti giuridici amministrati da prestanomi nulla tenenti. Italian Drink, bevande italiane, è l'operazione che ha consentito di scoprire un'evasione di 7 milioni di euro di IVA su bevande prevalentemente alcoliche comprate da società cartiere da Bulgaria, Germania, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, emettendo fatture false per 39 milioni di euro. Queste imprese non versavano l'IVA, non hanno adempiuto ad alcun obbligo di natura tributaria e quindi hanno potuto vendere le bevande a prezzi sotto costo. Così facendo, il margine di guadagno ha permesso alle imprese cartiere di entrare nel mercato delle bevande, eludendo ogni obbligo di dichiarazione e versamento delle imposte. Particolarmente interessato il territorio trevigiano. Ben 5 dei 21 prestanome delle aziende Fantoccio provengono dalla Marca. I soggetti domiciliati nel Trevigiano, che rientrano fra i 10 indagati, sono 3. Parliamo di un operatore economico, di colui che reclutava il prestanome e di un altro soggetto che lo aiutava. Ai prestanome di queste società un compenso fino ai 1.500 euro. Operazione giunta al termine grazie all'incrocio di intercettazioni dopo il fermo di un camion sospetto che transitava con la stessa merce tra i paesi comunitari da dove arrivavano le bevande. Le 10 persone indagate dovranno rispondere dei reati di associazione a delinquere, emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione. Allora, finché cerchiamo di recuperare il collegamento con l'assessore alla cultura Andrea Colasio del comune di Padova. Eccolo, forse lo vedo collegato. Assessore, eccolo, buongiorno. Ma non lo sentiamo. Niente, non la sentiamo. Allora andiamo avanti con la cronaca, tanto i tecnici nostri sono al lavoro in regia per provare a gestire i collegamenti e ovviamente li ringrazio per questo. Andiamo avanti con la cronaca perché c'è stato un furioso incendio in un appartamento, restiamo nel Padovano, siamo in Alta Padovana a Campo San Piero, ci sono 2 persone intossicate. Incendio nella notte a Campo San Piero in provincia di Padova in via Montegrappa. Verso le 2:40 in un appartamento al primo piano in un condominio, per cause che sono ancora al vaglio dei pompieri, la cucina ha preso fuoco. I 2 inquilini sono rimasti intossicati dal fumo inalato e sono stati portati in ospedale dove sono stati ricoverati. Già in mattinata uno dei 2 è stato dimesso. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cittadella, di Borgorico e dalla sede centrale di Padova che hanno lavorato fino alle 7 di stamattina per domare completamente il rogo.
Le squadre hanno spento del tutto l'incendio che ha completamente bruciato la cucina, con il danneggiamento anche del latterizio del tetto e molti danni da fumo all'interno dell'alloggio. L'appartamento sarà inagibile fino alle riparazioni e al ripristino degli impianti di sicurezza. È stato inibito l'uso della stanza sopra l'appartamento incendiato. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Ancora a Padova con la cronaca, c'è stato un investimento a Santa Giustina in Colle. Andiamo a vedere. Questa è la strada dove c'è stato l'investimento. Non sento l'audio del servizio, quindi vi facciamo semplicemente vedere la strada in cui c'è stato l'investimento da parte di un camionista. È stato investito un pedone che si trova ricoverato all'ospedale di Padova. In questo momento la sua prognosi è riservata praticamente davanti alla chiesa di Santa Giustina in Colle. Vediamo se riusciamo a ripristinare invece il collegamento con l'assessore Colasio. Stiamo facendo un po' fatica, il tema, lo voglio ricordare, quello della settimana della scienza. Ci ha raggiunto al telefono, allora prendiamo al volo la telefonata giusto per chiudere insomma questo tema. Assessore, un passaggio al volo lo volevo fare sulle tematiche perché mi sembrano importanti: l'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico. Il premio Galileo, come dire, si conferma essere un premio che sa essere contemporaneo. Assolutamente sì, diciamo che l'approccio scientifico c'è ed è oltremodo rigoroso, ma vi è questa capacità, questa sensibilità di tematizzare le grandi questioni che ovviamente intercettano la vita quotidiana di noi tutti. Un'ultima cosa che mi premeva dire nel salutarvi: stiamo anche lavorando su una cosa importante. Lei sa che Padova è patrimonio UNESCO dell'umanità, è Urbs Picta. Abbiamo deciso, d'intesa con l'università, di raccontare la città come luogo dove in poche centinaia di metri sono concentrati dei luoghi che hanno segnato la storia della scienza. Pensate alla cattedra di Galileo, al teatro anatomico di Fabrici d'Acqua Pendente, al Palazzo della Ragione, che di fatto era il luogo dell'astronomia e dell'astrologia. Pensate alla Torlonga, la Specola, che è il primo osservatorio meteorologico della Serenissima. Pensate all'Orto Botanico. Padova è capitale della scienza e la racconteremo. Il prossimo anno il premio Galileo verrà affiancato ad una narrazione di una città che è stata un grande laboratorio scientifico all'aperto. Io colgo l'occasione per salutare lei e i suoi telespettatori. Grazie Assessore, siamo riusciti comunque a raccontare, questo è quello che mi premeva, questa settimana legata anche attraverso il premio alla divulgazione scientifica, quanto mai importante oggi in un mondo governato anche da una moltitudine di canali di informazione. Tante sono le piattaforme, quindi anche tante sono le fake news. Adottare un metodo scientifico e avere un approccio alla divulgazione scientifica che abbracci e coinvolga una città, trovo che sia davvero un impegno importante che un comune può e deve assumersi. Quindi grazie davvero per essere stato con noi, Assessore Colasio, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. Allora noi restiamo nel padovano perché ha destato polemica il discorso di Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa padovana, proprio nella giornata del 4 di novembre, una polemica nata poi anche all'interno dell'alleanza del centrodestra che in qualche modo è riemersa con le parole di Bano ieri sera nel corso della puntata di Ring con il vice direttore Ferdinando Avarino. Sentiamo. Il sogno risorgimentale italiano è che noi eravamo dall'altra parte, noi eravamo vestiti con le divise austriache, noi veneti. Attenzione, noi eravamo dall'altra parte. Dobbiamo
sono problemi? Le parole del sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano durante la celebrazione del 4 novembre hanno provocato reazioni forti. L'associazione storica Uniti nella Memoria ha abbandonato la manifestazione e poche ore dopo sono arrivate anche le reazioni politiche. Ospite a Ring, la trasmissione condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, Marcello Bano spiega meglio cos'è accaduto. Lei cosa ha fatto? Allora, spieghi, poi voglio sentire Pelloni. Un discorso venetista, cosa intendeva dire? No, io ho fatto un discorso pacifista. E quando ho sentito quelle parole là, che dovevamo festeggiare perché c'era la celebrazione di questo sogno risorgimentale, ho aperto e chiuso la parentesi e ho detto scusate, allora intanto non c'è nulla a festeggiare perché la prima guerra mondiale ha prodotto 650.000 morti. In pratica il sindaco ha precisato che parlando dello scambio di giubbe con i veneti obbligati a indossare quelle austriache si riferiva alla guerra risorgimentale in favore dell'unità d'Italia del 1866 e non alla prima guerra mondiale. Quando si celebra il 4 novembre, secondo me, primo bisognerebbe rispettare i morti di quel conflitto là e non c'è nulla dal mio punto di vista. Nulla da festeggiare, c'è solo da riflettere. In studio anche Stefano Pelloni, consigliere comunale di Treviso del Partito Democratico, al quale replica ancora una volta Bano. E può capitare di dire una stupidata e sarebbe molto più apprezzato, io penso, da parte di tutti i cittadini, da parte di tutti gli elettori, sarebbe molto più apprezzato dire scusatemi, ho detto una stupidata, mi sono fatto prendere da un momento e ho detto una cazzata che da sindaco non dovrei dire. O festeggi o non festeggi, io ho detto riflessione, io ho detto non c'è nulla da festeggiare, c'è da fare una riflessione. Ieri sera in onda a Ring, questa sera invece vi ricordo che tra i temi della puntata ci sarà proprio quella legata al fine vita, legge sul fine vita, chi deve decidere, questo è il sondaggio di questa sera. Ora vedo collegato il nostro Lucio Zanato che si trova a Pederobba, siamo in uno dei comuni della Marca trevigiana, il tema è quello in qualche modo degli animali selvatici che per abbeverarsi, per trovare l'acqua stanno scendendo in pianura, lo ricorderete quell'incidente mortale, tremendo a Quero Vas in cui un cervo attraversò la strada, una strada a lunga percorrenza, incontrò una macchina e poi sbalzato entrò all'interno della cabina di un camion guidato da un 35enne che purtroppo per quello perse la vita. Lucio, siamo da te, buongiorno, ti vedo. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. In realtà non mi trovo a Pederobba ma ben più in su, ad Arsier. Perché siamo venuti qui? Perché siamo venuti a cercare risposte per quel problema che hai giustamente accennato, ovvero il problema degli animali selvatici che attraversano strade come questa. Questa è la Feltrina, giusto per intenderci. Strada a forte scorrimento e quindi che soluzioni ci possono essere? Beh, pensa che le soluzioni le stanno cercando i cacciatori, o meglio la riserva alpina di Pederobba. E sono con il presidente Pierangelo Favero. Presidente, buongiorno. Voi avete notato nei nostri territori questa presenza di fauna selvatica, tra l'altro sempre più prevalente, cinghiali, cervi in aumento, e un aumento che è anche un pericolo per chi poi transita lungo le strade. Ma perché gli animali passano ad esempio la Feltrina? Gli animali hanno la necessità di transitare dai luoghi di rifugio nelle zone dove vanno ad abbeverarsi e dove poi si alimentano. Quindi nella pedemontana il problema è particolarmente sentito proprio perché scendono in particolare dal Monfenera per andare ad abbeverarsi sul Curogna o nella versante della Feltrina per andare a abbeverarsi sul Piave. Ecco, quanti recuperi vi è toccato fare solo anche negli ultimi mesi di cinghiali e cervi? Ma guardi, siamo a una media di 1 a settimana. Purtroppo ci sono stati dei casi in cui degli automobilisti hanno fatto degli incidenti anche con 4 animali insieme, insomma. Ecco, voi però questa cosa qui avete detto, noi che gestiamo gli animali, perché ricordiamo che i cacciatori sono anche un controllo di ecosistema, avete fatto uno studio vero e proprio su questi animali e sul loro passaggio. Sì, è stato fatto uno studio approfondito, coadiuvato anche proprio da un tecnico faunista,
sono stati fatti dei rilevamenti e abbiamo fatto anche delle proposte, diciamo, concrete su quelli che possono essere i miglioramenti. Allora noi salutiamo intanto il presidente della Riserva Alpina, invece troviamo Paolo Maggion, che invece è il presidente di Libera Caccia Treviso. Senta, questo è lo studio che voi avete fatto, giusto? Sì. Ecco, diciamo la prevalenza, l'espansione di cervi e cinghiali sta creando dei grossi problemi. Che soluzioni allora avete pensato che possono essere applicate ad esempio lungo la Feltrina? Allora, noi abbiamo fatto questo studio col dottor Giovanni Morao, naturalista, e abbiamo trovato varie soluzioni che sono già adottate anche in altri paesi, in altre province. Una prima soluzione è quella, diciamo, più tecnica, con delle fotocellule a infrarosso che rilevano sul bordo strada gli animali selvatici di grossa taglia come il capriolo, il cinghiale e il cervo, e danno un alert che è sia visivo che sonoro. Un'altra soluzione potrebbe essere i famosi corridoi faunistici, che sono delle zone sempre a bordo strada che con un imbuto fanno un attraversamento della statale, le zone molto trafficate, questa strada trafficata, dove l'animale sopra può transitare normalmente senza procurare nessun danno. Ecco, facciamo vedere delle foto che intanto con Nicoletta di questo studio. Anna, giusto per dire che insomma le soluzioni ci sono, e perché noi siamo venuti qui a Feltre? Perché in realtà lungo la tangenziale di Feltre questi passaggi, vedi che ad esempio questo è un ecodotto. Ecco, un ecodotto c'è proprio qui, per cui noi siamo da sé perché ci sono degli ecodotti qua. Sono già esistenti. Quando è stata progettata la strada sono stati progettati appunto questi ecodotti, che sono questi passaggi artificiali, come si può ben vedere, con degli arbusti dove che la selvaggina, soprattutto di grossa taglia, passa tranquillamente senza invadere la strada. Ecco, Anna, poi devi sapere anche un'altra cosa, perché ho scoperto registrando questa puntata di Agricoltura Veneta, che i cacciatori non solo propongono queste soluzioni per la sicurezza stradale, ma procedono anche al ripristino ambientale. Siamo stati lungo il Monfenera e in alcune zone avete ripristinato quello che era il bosco, cioè praticamente il bosco nel tempo, essendo costoni magari abbandonati, si è ripreso lo spazio con problemi idrogeologici e invece i cacciatori sono tornati e hanno ripristinato a Prato. Abbiamo visto proprio alle spalle di Pederoba ma perché lo fate? Ma lo facciamo principalmente perché una gestione del territorio è giusta che ci sia, quindi noi puliamo dove ci sono rovi e starpaglie, così un ecotono cresce in maniera idonea, c'è un sottobosco fiorente per l'alimentazione soprattutto degli animali selvatici. Allora diciamo che riuscite a coniugare l'idea di creare un ecosistema pensabile, giusto, non squilibrato, contemporaneamente salvaguardando l'area idrogeologica. Assolutamente sì, è un connubio che c'è tra l'ambiente che si trova e l'animale. Se non si cura queste cose e se non c'è un ripristino ambientale di queste cose, logicamente non avendo alimentazione gli animali logicamente poi non si alimentano più e quindi non si riproducono più. Fare questi ripristini ambientali vuol dire anche tutelare sia la flora che la fauna esistente nel nostro territorio. Ecco, l'ultima parola, torniamo al presidente della Riserva Alpina, ma queste cose qui voi le fate di tasca vostra? Sì, queste cose le facciamo di tasca nostra, qualche volta tramite dei bandi regionali riusciamo ad accedere come associazioni a dei contributi che ci consentono di coprire le spese, diciamo, però la maggior parte delle spese è fatta dai nostri soci sostanzialmente. Ecco, ma perché lo fate? Noi lo facciamo perché prima di tutto siamo amanti della natura e questo lo facciamo perché ci piace tenere il territorio, diciamo, pulito, ci piace tenere il territorio utile non solo per noi, ma anche per chi la domenica vuole andare a farsi la passeggiata senza nessun problema. Cosa rispondete agli ambientalisti che dicono che voi amate la natura ma cacciate gli animali? Ma allora, noi cacciamo gli animali, ma il nostro ruolo è un ruolo, diciamo, di equilibrio sostanzialmente, ma noi non siamo principalmente cacciatori di animali, noi siamo amanti della biodiversità. Ecco, perché voi dite troppi animali deturpano la natura? Ma non siamo noi a dirlo, ma è la scienza che lo dice. Sostanzialmente noi siamo chiamati in causa dalla regione per tenere sotto controllo il cinghiale. Noi ad esempio a Pederoba siamo i primi fautori del controllo del cinghiale, che purtroppo, come sappiamo, sta portando la peste suina qui in Italia, e questo è un danno praticamente immenso per la nostra economia.
Quindi vedi Anna, tanti temi che stiamo trattando con la nuova puntata di Agricoltura Veneta. A te la linea, se hai domande. Grazie Lucio, davvero molto interessante, e faremo ovviamente un passaggio anche nei nostri notiziari della sera con le vostre dichiarazioni. Un saluto ai tuoi ospiti ovviamente. Grazie Lucio, grazie per essere stati con noi, con Nicoletta Rizzetto. E per restare in tema ambientale vi facciamo vedere un servizio prima di collegarci con Alberto Irone e Filcams CGIL per fare un excursus. Ecco, lo vedo già collegato. Alberto, buongiorno, Salve, grazie. salve a voi. Tra pochissimo saremo da te. Avete fatto un'indagine sui lavoratori più poveri, quali sono i mestieri come dire, che sono ancora evidentemente sottopagati. Immagino che sia anche questo, no? L'obiettivo, portare alla luce determinate situazioni per rinvigorire la contrattazione. Attendici pochi secondi, vi facciamo vedere le dichiarazioni del sindaco Marianella Tormena per il tema delle case di espansione alla Grave di Ciano, proprio per restare in tema ambientale. È quello di cui si è parlato oggi, e ha parlato oggi anche il presidente Luca Zaia nel punto stampa convocato a Palazzo Balbi. I bacini di laminazione hanno retto e hanno protetto il territorio, ma rimane da realizzare quello sul Piave. Vediamo. Insomma, se si può fare, visto che le città qua sono molto grosse, specialmente San Donà, insomma, sarebbe bene che lo facessero. Mi pare che a dicembre c'è la sentenza. Diceva ieri ai nostri microfoni Ercole Zorzit, residente in via Zattere a Ponte di Piave. I bacini di laminazione hanno salvato il Veneto, rimane il Piave, fiume senza un'adeguata protezione. Un'emergenza, quella del maltempo, che fa tornare in auge il tema della casa di espansione alle Grave di Ciano, la più grande di tutto il Veneto da progetto, contro la quale i comuni a monte del tratto trevigiano del fiume stanno facendo quadrato. Nel nostro caso l'intervento è relativo alla costruzione di un bacino di laminazione nell'alveo del fiume, cioè non fuori come tutti gli altri, ma nell'alveo, un bacino che è da 45-50 milioni di metri cubi. Queste sono le documentazioni che abbiamo in nostro possesso, e che quindi sarebbe quasi come la somma di tutte le altre casse di laminazione che hanno fatto in Veneto. Ribadisce il no al progetto della cassa di espansione, uno scavo che ricoprirebbe come estensione un terzo del paese di Crocetta del Montello. Andare a privare il fiume di quello sfogo naturale che si è creato riteniamo sia anche assai pericoloso per chi vive in destra Piave, perché il Montello è carsico, fortemente carsico, e quindi creerebbe una situazione ingestibile da questo punto di vista, ma soprattutto per chi vive in sinistra Piave, perché poi il Piave lo buttiamo di là. A favore del progetto Ponte di Piave, comune a valle del tratto trevigiano, che rischia di andare sotto in caso di piena del fiume. Pochi secondi di pubblicità, tra poco con la Filcams CGIL Alberto Irone per parlare di lavoro e di salari. Buongiorno, ancora ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est con Alberto Irone, ora in collegamento tra l'altro da Roma. Lo ringraziamo per la paziente attesa. Alberto, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Allora vi facciamo vedere questa fotografia è una fotografia di ieri, quando è stata organizzata dalla Filcams CGIL un conferenza legata ai temi del lavoro e al salario minimo. Come vedete c'era l'onorevole Rachele Scarpa del Partito Democratico, in collegamento Giovanni Paglia della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana, Erika Baldin, consigliera regionale Movimento 5 Stelle, e poi Luciano Greco, professore di scienza delle finanze. Alberto, voi avete portato a questo tavolo, quindi a un tavolo politico, i risultati dell'indagine sul lavoro povero che avete fatto. Quali sono i lavori più poveri intanto? Sicuramente tra i lavori meno retribuiti e più deboli sul mercato del lavoro ci sono varie professioni nella ristorazione, nel terziario, in alcuni segmenti del settore dei servizi che sono scarsamente rappresentati e che sono in una situazione di difficoltà. Proprio ieri abbiamo voluto fare un ragionamento insieme alle forze politiche, insieme al professor Luciano Greco, che è un accademico direttore del CRIEP, che è il centro di ricerca dell'università sull'economia pubblica dell'Università di Padova, proprio per ragionare di come nel mondo del lavoro negli ultimi anni purtroppo ci sia stato un impoverimento, cioè ci sia una situazione tale per cui molte persone, pur lavorando, non riescono
qualche modo a garantirsi una vita dignitosa. Ecco, la nostra categoria che rappresenta il terziario nel corso di queste settimane e nel corso dei prossimi mesi, insieme alle mobilitazioni della CGIL a partire dallo sciopero generale convocato insieme alla UIL il 24 novembre prossimo, si mobiliterà per chiedere il rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Questo perché noi riteniamo che attraverso la contrattazione nazionale, la buona contrattazione e leggi all'avanguardia si possa concretamente migliorare la situazione lavorativa di tante persone, e di questo abbiamo ragionato con i rappresentanti istituzionali dei partiti all'interno di un'iniziativa molto partecipata come Filcams CGIL. Salario minimo e contrattazione, perché fanno a pugni, segretario? Ma in realtà noi riteniamo, come CGIL, l'abbiamo assunto nel nostro documento congressuale, che un'introduzione di un salario minimo legislativo, quindi un'indicazione che sia in grado di dire quanto, cioè in grado di stabilire una soglia sotto la quale non scendere in termini proprio di retribuzione complessiva, possa in realtà stimolare la contrattazione. L'Italia è uno dei pochi paesi che non ha una legge che in qualche modo identifica questo minimo orario. Noi crediamo che debba essere fatta e che da sola non basti. Servono anche misure per esempio contrastare i contratti pirata, cioè i contratti firmati da sindacati poco rappresentativi che in qualche modo indeboliscono i lavoratori sul mercato del lavoro perché stabiliscono minimi retributivi più bassi rispetto ai minimi retributivi dei contratti collettivi nazionali che sono applicati dalla stragrande maggioranza delle aziende, e soprattutto una legge che consenta in qualche modo di contrastare le terziarizzazioni, gli appalti, dove molto spesso si annidano situazioni di illegalità e situazioni in cui la qualità del lavoro è messa all'ultimo posto e non al primo, come invece dovrebbe essere fatto. Questo a maggior ragione quando si tratta di appalti pubblici, soprattutto in sanità o nei trasporti. Sulla base dei dati che avete voi, so che per quanto riguarda i lavori appunto meno pagati avete fatto anche dei calcoli di quanto prende un lavoratore all'ora, si può parlare di sfruttamento? Ma in alcuni casi sì, in altri invece c'è una situazione che per fortuna è in qualche modo garantita dai contratti collettivi nazionali, ma che crediamo che debba essere investita di un ulteriore miglioramento delle situazioni complessive dei lavoratori. Non dimentichiamoci che in Italia non esistono ad oggi strumenti legislativi per contrastare e adeguare gli stipendi all'aumento dell'inflazione. Questo può avvenire solo con i contratti collettivi nazionali, che sono uno strumento importantissimo, fondamentale da preservare e che in qualche modo pensiamo che possono essere garantiti e ulteriormente rafforzati da una legge che introduca un minimo orario come una legge sul salario minimo. Allora, mentre lei stava parlando, noi abbiamo fatto vedere delle immagini di tavolini di bar, quindi stiamo parlando di lavori insomma nell'ambito della ristorazione, abbiamo fatto vedere le immagini di pulizie, perché ci sono anche i lavori del comparto delle pulizie, poi voi avete nominato anche la categoria dei vigilantes. Ci fa qualche esempio concreto di quanto si porta a casa? Ma un lavoratore in vigilanza full time porta a casa tra i 1.200 e i 1.300 euro al mese, con un orario di lavoro a 40 ore settimanali, lavoro notturno ovviamente perché si svolge prevalentemente nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 6 del mattino. Ecco, noi crediamo in questo caso che a fronte del contratto appena rinnovato, che è stato un contratto nazionale importante sul quale la nostra categoria ha molto investito, vada in qualche modo portata avanti una battaglia per aumentare ulteriormente le retribuzioni e in qualche modo sostenere ciò che l'inflazione ha eroso nel corso degli ultimi mesi, quindi sostenere retributivamente queste persone che sono tutti lavoratori che si trovano in una situazione complicata nel mercato del lavoro. Ultima battuta, lo sciopero, ci ricorda la data e poi lei ha nominato CGIL e UIL. Sì, lo sciopero generale è convocato per il Veneto il 24 novembre, sciopero generale proclamato dalla CGIL e dalla UIL. Il 17 novembre invece le categorie della CGIL, del settore pubblico e degli appalti sciopereranno 8 ore, questo per le leggi sul diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici che seguono una disciplina a sé, e come categoria, quindi come Filcams CGIL, abbiamo invece promosso una data di mobilitazione unitaria insieme a CISL e UIL, quindi patrimonio di tutte le organizzazioni sindacali, per il 22 dicembre con 8 ore di sciopero per il terziario e per il turismo, che sono settori dove siamo impegnati ogni giorno a contrattare salari migliori, dignitosi e condizioni di vita per tutte le lavoratrici e i lavoratori. I contratti nazionali di questi settori sono scaduti da molti anni e la nostra battaglia e questo sciopero servono per spingere per rinnovarli.
Grazie Alberto Irone per essere stato con noi in collegamento in diretta da Roma. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, a voi. Arrivederci. Allora ha parlato del settore del terziario, noi vi facciamo ascoltare che cosa ha detto ieri la Presidente di Federmoda di Treviso, Confcommercio Treviso. È stata come dire, riconfermata, ieri si votava anche l'organo direttivo di Federmoda e il tema è quello di posticipare i saldi, non solo per il cambiamento climatico, un inverno che tarda ad arrivare, ma anche perché i saldi continuano ad essere un'occasione importante, ghiotta per i commercianti per poter rientrare insomma di guadagni che purtroppo l'inflazione erodendo la capacità di spesa dei cittadini ha portato via. Noi oggi abbiamo portato una posizione in Regione che è quella del posticipo dei saldi, o meglio, se vogliamo dire, il ricollocamento dei saldi in un periodo che va verso la fine stagione. Ricollocare l'inizio dei saldi al vero termine della stagione, il 27 gennaio, anche in considerazione dei cambiamenti climatici. È uno dei temi dell'Assemblea di Federmoda di questa mattina e mentre la Presidente Maria Beatrice Paludetti, oggi riconfermata, espone la relazione di fine mandato, è l'assessore regionale Roberto Marcato in diretta su Antenna 3 a confermare l'impegno della Regione. Su questo tema oggi in conferenza Stato-Regioni chiedendo appunto che ci sia da una parte il rispetto della volontà dei nostri commercianti nel rinviare a fine gennaio, alla prima settimana di febbraio, i saldi e che questa decisione sia quanto più omogenea possibile. Riportare i giovani nei negozi, altro tema caro ai commercianti che segnalano la contrazione dei consumi, uno stile sempre più casual che ha soffocato il mercato della moda formale e elegante. Treviso perde dunque la clientela più giovane, sempre più attratta dai negozi online, dove le piattaforme più comuni dichiarano dai 10 ai 500 miliardi di dollari di fatturato ogni anno. Portare i giovani nei negozi, quindi incontrarli, rivolgere a loro soprattutto l'attenzione e offrire loro i prodotti che sono nelle loro aspettative di stile, di prezzo. Negozi alla prova anche del cambiamento generazionale. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, presente questa mattina, parla di numeri importanti. Potrebbe essere a rischio un'impresa su 2. Si punta alla formazione ma anche alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. I negozi sono spesso al femminile, hanno esigenze temporali diverse, devono fare i conti anche con le grandi catene che fanno quasi H24 e quello è un modello che non può essere coniugato con il nostro e quindi riuscire anche a organizzare modelli di vita diversi può essere un'occasione per dire ai giovani guardate che questo fa per voi. E sull'emergenza abitativa, gli assessori al sociale di Vicenza, Padova e Verona chiedono un piano casa sociale, maggiori finanziamenti a sostegno degli affitti per le famiglie in difficoltà. Emergenza abitativa in aumento, fragilità sociale che comporta la crescita delle persone che si rivolgono ai servizi sociali del comune. Fenomeni che hanno mandato in crisi il sistema, nel primo caso per la mancanza di immobili da affittare, sia pubblici sia privati, nel secondo per i fondi insufficienti. Se dovesse essere confermato che il governo ci taglierà 200 milioni di euro a tutti gli enti locali, andremo ancora più in sofferenza. Quindi la Regione, che oggi sta aprendo un dibattito per la legge finanziaria 2024, chiediamo degli aiuti economici che ci servono a dare delle risposte chiare ai nostri cittadini. Di qui l'appello di Vicenza, Padova e Verona per un nuovo piano casa sociale che possa rispondere all'emergenza abitativa e maggiori finanziamenti per i servizi sociosanitari. Tra le criticità maggiori evidenziate oggi dagli assessori delle 3 città c'è il mancato rifinanziamento del Fondo Sociale Affitti, che nel 2022 ha riguardato circa 4.400 beneficiari, pari a 3,5 milioni di euro tra Verona, Vicenza e Padova. Considerati i 463 provvedimenti di sfratto emessi nel 2022, potrebbero arrivare a circa 5.000 i nuclei familiari che nel 2023 non riceveranno il contributo per morosità acquisite a seguito di temporanee difficoltà economiche. Facendo alcune richieste puntuali, come per esempio questo dello 0,4% dei canoni che noi dobbiamo versare alla Regione, che non sono vincolati al tema dell'abitare, che quindi di fatto è una percentuale che fa cassa su uno dei temi più importanti della nostra Regione e della nostra Repubblica in realtà in questo momento, che è quello dell'emergenza abitativa. Carenza di alloggi che a Verona è legata alla componente universitaria e alla vocazione turistica della città.
Verona è una città turistica, quindi con una forte richiesta, con una forte offerta anche di alloggi turistici, soprattutto per quello che riguarda il centro storico. È chiaro che questo crea una grossa tensione abitativa, perché chi ha una seconda abitazione tendenzialmente non la mette sul libero mercato, ma la affitta per alloggi turistici che hanno sicuramente un rendimento maggiore. Allora, in chiusura c'è il tempo per ricordarvi il sondaggio di Ring di questa sera, che è legato alla legge sul fine vita. Chi deve decidere, la Regione oppure il Parlamento? Per scegliere la Regione dovete comporre lo 0422 16 26 691. Se invece ritenete che a scegliere debba essere il Parlamento, dovete comporre lo 0422 16 26 690. Ricordo che la chiamata è completamente gratuita. Se sentite occupato, significa che il vostro voto è stato registrato. L'esito del sondaggio questa sera in onda a partire dalle 21:15. Insieme al vice direttore Ferdinando Avarino, gli ospiti saranno Stefano Valdegamberi per il gruppo misto, Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, Nicola Finco, Lega, e Stefano Geller. Nella seconda parte, intervista esclusiva con l'onorevole Massimo Bitonci della Lega. Ed è tutto per questa nostra prima edizione, ma restate in nostra compagnia perché tra poco si apre lo spazio dedicato alla vostra salute con il primario direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Oderzo. Dunque parleremo di anestesia, potete intervenire utilizzando il numero, facendo tutte le domande che ritenete utili al professionista che sarà qui in studio con noi. Prima di questo però le previsioni del tempo. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo, previsioni per martedì 7 novembre. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso con possibili foschie o nebbie in pianura nelle ore più fredde. Non sono previste precipitazioni, salvo locali piovaschi sulle zone montane nelle ore centrali della giornata. Temperature minime in rialzo comprese tra i 6 e gli 8 gradi, massime stazionarie tra i 13 e i 16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio saranno possibili delle deboli piogge sparse sulle zone prealpine. Temperature minime comprese tra gli 8 e i 13 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi. Sul Trentino Alto Adige è previsto tempo variabile con possibilità di deboli piovaschi o debolissime nevicate oltre i 1600 metri. Temperature minime tra i -1 e i 4 gradi, massime tra i 10 e i 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.